Alleluia. Gloria al Signore. Matteo capitolo 14 dal verso 22. Matteo capitolo 14 dal verso 22 fino al verso 36. Amen. Dio sia lodato. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla si ritirò in disparte sul monte a pregare e venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma. E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami. Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca l'adorarono dicendo: veramente tu sei figlio di Dio. Passati all'altra riva, vennero nel paese di Gennesaret e la gente di quel luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Subito dopo abbiamo letto, inizia così la lettura che abbiamo iniziato poco fa, ma subito dopo cosa? Subito dopo un grande e meraviglioso miracolo, quello della moltiplicazione dei pani. Poco prima i discepoli erano stati testimoni oculari della gloriosa potenza di Cristo. Alleluia, di come il Signore aveva moltiplicato 2 pani e 5 pesci per una grande moltitudine. Gloria al Signore. E loro stessi erano quelli che hanno distribuito il cibo a tutta quella folla. Non c'era nulla per sfamare quella folla se non pochissimo cibo, ma il Signore di quel pochissimo cibo ha moltiplicato e anzi è sovrabbondato cibo. Ma subito dopo succede qualcosa. Il Signore li obbliga a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre lui sarebbe rimasto là a congedare la gente, quindi a salutarli, per benedirli. E dopo aver congedato la folla, il Signore, abbiamo letto, salì sul monte in disparte a pregare. E venuta la sera, mentre stava pregando il Signore, la barca sulla quale erano saliti i discepoli affronta una imprevista tempesta. E riflettevo come a volte le circostanze cambiano all'improvviso, no? Prima una benedizione, forse neanche programmata, una benedizione comunque, ricercata, non ricercata, non lo so, ma viviamo momenti di grande benedizione, vero? E subito dopo cambiano le cose, affrontiamo invece una tempesta, anch'essa inaspettata, improvvisa. E nonostante la benedizione vissuta prima, davanti alle circostanze difficili, negative, come può essere una tempesta, qualcosa che invade la nostra vita in modo negativo, rimaniamo sempre dubbiosi e paurosi, proprio come i discepoli.
Alleluia. La barca si stava allontanando, era già lontano, era notte fonda, il vento era contrario. Alleluia, ma succede qualcosa. Alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Si trovava a pregare. Era sul monte a pregare in disparte, ma mentre pregava egli ha visto la difficoltà di quei discepoli. E non so come abbiamo fatto, ma Gesù è Dio. È vero? E nonostante la sua fisicità in quel momento era fisicamente uomo, rimaneva comunque Dio. E credo che aveva anche la possibilità e il potere che da un luogo poteva trasportarsi in un altro luogo, perché Lui è Dio. Alleluia, e lo fa in modo glorioso, cammina sul mare. Alleluia, va incontro a questi discepoli che erano impauriti. È scritto che dalla paura gridarono, lo videro avvicinarsi e dalla paura gridarono, è un fantasma. Questi sono gli uomini, questo siamo anche noi. A volte il Signore deve sempre dimostrare ogni giorno, ogni volta, che Lui è il nostro Signore. Non ci basta che lo abbia dimostrato in tante occasioni, ma sempre dobbiamo renderci conto continuamente che Lui è il Signore, che Lui si prende cura della nostra vita. Deve sempre dimostrarci il Signore quello che è, perché noi siamo così, cambiamo facilmente, non rimaniamo fermi su quello che abbiamo vissuto, sulla grande benedizione che ha riempito la nostra vita, nonostante la benedizione, quando c'è la difficoltà, come si dice, dalle stelle alle stalle, cadiamo in una paura, in un dubbio. Gloria al Signore. Ma Gesù incoraggia sempre i Suoi discepoli, non li rimprovera subito, ma li incoraggia, dicendogli: coraggio, sono io, non abbiate paura. Amen. Alleluia. Pietro chiede al Signore: se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Ancora un dubbio: se sei tu veramente, comandami di venire da te sull'acqua. E credo che Pietro rimanga fino adesso l'unico uomo che ha camminato sull'acqua, anche per poco. È vero? L'apostolo Pietro è l'unico degli apostoli, tra gli uomini di Dio, che ha camminato sull'acqua come Gesù. Perché quando chiediamo qualcosa al Signore, il Signore ci prende sul serio. Quante volte abbiamo chiesto al Signore: Signore, io voglio servirti. Sappi che il Signore ti prende sul serio. Signore, battezzami nello Spirito Santo. Il Signore ti prende sul serio, perché il Signore vuole battezzarti nello Spirito Santo. Signore, fa crescere la mia fede. E il Signore ti prende sul serio. Ti forgia la fede. Gloria al Signore. Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E Gesù disse: vieni. Pietro scese dalla barca e camminò sull'acqua, proprio come Gesù. Alleluia, questo ci insegna, alleluia, che noi possiamo fare al di là di quelli che sono i nostri limiti. Amen. Per servire il Signore non dobbiamo guardare i nostri limiti, dobbiamo guardare la sua potenza. Amen. Perché io, se guardassi ai miei limiti, starei a casa. Ma io voglio guardare alla potenza di Dio, a quello che Egli può fare nella sua gloria, per la sua potenza, con i miei limiti. Alleluia, gloria al Signore. E Dio viene glorificato proprio perché i nostri limiti, quando sono per Lui, diamo a Lui anche i nostri limiti, il Signore mostra la sua gloria e la sua potenza. In questo caso ha mostrato la sua gloria e la sua potenza permettendo a Pietro, un uomo,
di camminare sull'acqua, come ha camminato lui. E lui va verso Gesù. Poi vede che il vento soffiava contrario, inizia con lo sguardo a guardare altre cose invece di guardare Gesù. E il mare si guarda attorno, ma come faccio a camminare anch'io? E inizia a sprofondare, inizia ad annegare, stava quasi per annegare finché eleva una bellissima preghiera. Oh fratello, ma qual è sta preghiera? C'è una bellissima preghiera qui. Signore, salvami. È la preghiera più breve che c'è nella Bibbia, una delle preghiere più brevi. Altri hanno pregato così anche, Signore salvami, Signore aiutami. E a questa preghiera subito Gesù stende la sua mano, lo afferra e gli dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Gloria al Signore. A questa domanda Pietro non sa rispondere, non risponde a questa domanda. Alleluia. Signore, allontana da noi il dubbio. Amen. Alleluia. Vogliamo pregare il Signore che il dubbio si allontani dalla nostra vita. Se abbiamo iniziato il nostro cammino di fede per fede, vogliamo continuare a camminare per fede. Amen? Amen. E avere fede vuol dire essere certi dell'intervento di Dio. Amen? Avere fede vuol dire essere certi che Dio provvederà, essere certi che sei sulla strada giusta, quella strada che Cristo stesso ha tracciato prima di noi. E noi stiamo seguendo quella strada meravigliosa che è Gesù. Alleluia. Quella circostanza, il fatto che Pietro camminava sulle acque e stava affondando, il Signore lo salva. Gli dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Suscita qualcosa negli altri discepoli, anche in Pietro, credo. Lo adorarono. Non c'è altro da fare, fratello. Quando riconosciamo la potenza di Dio, la gloria di Dio, bisogna adorare Dio. Amen. Alleluia. Per questo la Chiesa deve essere coinvolta proprio in quello spirito di adorazione. Alleluia, che ci fa vedere proprio la presenza di Cristo in mezzo a noi. Alleluia, vogliamo adorare il Signore con tutto il nostro cuore. Amen. Alleluia, si risolve ogni cosa. Quando salgono sulla barca, ritorna la quiete, torna il sereno. Gloria a Dio. A volte i momenti di tempesta non sono per lunghi periodi. Poi verrà il momento che ritorna la pace, la serenità, la quiete. Dobbiamo solo rimanere fedeli al Signore, saperlo aspettare. Vogliamo vederlo avvicinare a noi, perché il Signore si avvicina a noi proprio nel momento della difficoltà. Il Signore si avvicina a noi perché sa che noi siamo incapaci proprio in certi momenti di avvicinarci a Lui. Amen. Alleluia. Giungono all'altra riva, a Gennesaret, e lì c'è ancora un grande bisogno del Signore. C'è bisogno di guarigione. Qualcuno lo riconosce, diffonde la notizia. C'è Gesù. Coraggio. Portiamo i nostri ammalati. C'è Gesù. Alleluia. Si diffonde una buona notizia. Vogliamo essere diffusori di questa buona notizia. Amen. Alleluia. Vogliamo essere dei diffusori, dei proclamatori, di coloro che annunciano, fra tante brutte notizie, l'unica notizia bella, che rimane bella per sempre, e che Gesù salva, guarisce, Gesù ritorna. Amen. Amen. Alleluia. E questa è la notizia. Si diffuse la notizia per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati. E lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste.
Signore, lasciaci toccare almeno il lembo della tua veste, perché sapevano che da Gesù c'era una virtù che le portava alla guarigione. E lo volevano toccare, tutti quanti volevano toccare Gesù. Alleluia. E tu questa sera vuoi toccare Gesù? Alleluia, vogliamo dire, Signore, lasciati toccare dalla nostra fede. Amen. Vogliamo toccarti. Se ti toccheremo, saremo guariti. Se ti toccheremo, i nostri occhi saranno aperti. Se ti toccheremo, anche la nostra mente sarà più ampia. Capiremo cose che non riusciremo a capire. Gloria a Dio. Alleluia, il Signore opera, ha operato, opera ancora oggi, perché Egli è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Alleluia, vogliamo imparare da questo racconto che non dobbiamo cambiare subito atteggiamento quando sono le benedizioni. Poi bisogna affrontare la realtà, la quotidianità e dobbiamo anche nella quotidianità, nella tempesta, rimanere fedeli al Signore. Amen. Rimani fedele al Signore e vedrai che il Signore si avvicinerà a te nella tempesta. Rimani fedele, invocalo, pregalo, sii fedele nell'attesa e vedrai che il Signore si mostrerà a te glorioso qual è. Amen. Alleluia, Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo adesso cantare un cantico e dopo pregheremo il Signore. Alleluia, gloria a Gesù.